fischio del direttore di gara è cominciata la sfida dello stadio Antonio Carrano tra Santa Maria e Licata per Mudasiru. Santa Maria che sbaglia qui, allora concede una conclusione a Mudasiru, para Giovanni Grieco. Vediamo se riesce a inventare qualcosa il numero 99, tra i più creativi. Pallone dentro per Johnson, che non riesce però ad arrivare all'appuntamento. Frisenna alla fine si trasforma in assist man per Saito. Mancano 11 minuti. Pallone dentro, arriva dalle parti di Catalano, il tiro smorzato, deviazione, calcio d'angolo. Si comincia allo stadio Carrano per il secondo tempo. Parte Catalano sul primo palo e il gol di Catalano direttamente da calcio piazzato. Esplode il Carrano al quarto minuto con Catalano che mette il pallone dove Valenti non può nulla, e allora al quarto del secondo tempo cambia subito il parziale. Attenzione perché sgasa subito Rotulo, potrebbe anche calciare, la conclusione termina sul fondo, costituisce anche il tunnel, almeno così ci è sembrato. Bravo qui Frisenna, poi Mancini, stavolta è regolare la posizione di Tandara. Tandara, arriva a Calaiò, Tandara, bravo Tandara, e arriva il 2-0 al 13° del secondo tempo con lo squalo Madalin Tandara che segna un gol pesantissimo. Ripartenza perfetta della Santa Maria, assist al bacio da parte di Mancini, è il secondo nel giro di 3 giorni per parte Catalano. Pallone per Johnson, poi Azindov la rimette, pallone che resta lì, Diop prova la girata. Sono fino a 2 cambi. Frisenna ci prova, conclusione sul fondo, accelera Cristiano, prova a buttare dentro per Asata, la punta, e bravo qui Giovanni Grieco a non farsi sorprendere sul primo palo. Pallone sul secondo palo, miracolo qui ancora di Giovanni Grieco, e poi arriva la deviazione in rete. Arriva adesso il colpo di testa e smanaccia Grieco. Ancora una chance per il Licata. Angolo battuto. Ielo in aria, la può rimettere Ielo, la rimette infatti, e c'è il gol di Ielo, il primo con la maglia del Santa Maria per il 3-1 al 44°. Il gol di Ielo, un tiro cross praticamente che inganna l'estremo difensore della Licata, e allora questo gol diventa davvero preziosissimo per i campani. Pallone dentro, sporcato, la conclusione fuori misura, ed è finita. Il Santa Maria batte 3-1 il Licata e conquista 3 punti pesantissimi nel recupero della 14ª giornata.